vorrei sentire Lando Sileoni, che è un signore che rappresenta i bancari, Lando Sileoni, perché il presidente della Fabi, 120-130 mila persone che lavorano nelle banche sono rappresentate da questo signore qua. Allora, Sileoni, lei mi dica una cosa. Una parte del voto contro Renzi è per i suoi comportamenti, diciamo, bail-in e di salvataggio bancario, ma oggi la situazione con una crisi al buio è ancora peggiore o siamo, diciamo, meglio che il governo Renzi? Mi lasci dire intanto una cosa, che dal mio punto di vista quello che è accaduto nelle 4 good bank, quindi Cassa Risparmio di Ferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Cassa Risparmio di Chieti, non c'entra niente il governo Renzi. Non c'entra niente? Non c'entra niente, si può essere d'accordo o non d'accordo con quello che ha fatto il governo Renzi, ma rispetto a quello che è successo nel settore bancario non c'entra assolutamente niente. Il governo è responsabile per il decreto che ha fatto, ovviamente. Non c'entra niente, perché lì parliamo di mala gestione e in più aggiungo io, onorevole per quello non andavano Meloni, forse messi in sicurezza, che se la magistratura di Arezzo, se la magistratura di Arezzo ha assolto per il momento i vertici di Banca Etruria, e non capisco che cosa ci possa entrare Renzi. Comunque, lei mi ha fatto una domanda e vorrei rispondere con la massima... Insomma, parliamoci chiaro, c'è il Monte dei Paschi di Siena, che mi sembra che sia un tema, no? Perché noi non siamo messi bene nel settore bancario. Abbiamo un caso estremamente spinoso come quello del Monte dei Paschi di Siena, dove vorrei ricordare a tutti, perché i numeri contano, che parliamo di 26.000 dipendenti e di 5 milioni di clienti. In questo momento è in corso un consiglio di amministrazione che chiederà alla Banca Centrale Europea una deroga di almeno un mese, perché entro il 31 dicembre, come sa molto bene l'ottimo direttore De Bortoli, entro il 31 dicembre servono 5 miliardi per fare un aumento di capitale, perché così vuole la BCE. Abbiamo 2 casi altrettanto spinosi, ma di proporzioni sicuramente diverse, come Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dove sono in ballo 10.350 posti di lavoro e 2 milioni di clienti. Che vuol dire tutto questo? Quindi che vuol dire, Sileoni? Quindi vuol dire che complessivamente serve un governo, non servono le elezioni, serve un governo per gestire la crisi, perché complessivamente stiamo parlando di 43.000 dipendenti e di 8 milioni di clienti interessati. Serve una cabina di regia per rimborsare i clienti truffati, tra virgolette truffati, e soprattutto serve una cabina di regia del governo. Con quali soldi chiederà? Però scusi, lo chiedo io al posto suo, onorevole Meloni. Con quali soldi glielo dico, gliel'ha detto prima il direttore De Bortoli. Probabilmente se avesse ascoltato l'onorevole Meloni avrebbe... ha capito, non se la prenda. Non se la prenda con noi. No, io non è che me la prendo, lei fa una domanda e conosce la risposta. No, non la conosco, me lo dica lei, perché... Guardi, le faccio un esempio molto concreto. Se entro il 31 dicembre, ammesso che non ci sia una proroga, non ci saranno soluzioni di mercato per MPS, è chiaro che servirà l'intervento dello Stato, perché non possiamo lasciare in mezzo a una strada 26.000 dipendenti e 5 milioni di clienti, e bisogna parlare chiaro, perché se noi mettiamo ancora in crisi il settore bancario, poi va in crisi tutta l'economia. E questo il direttore del Bortoli prima l'ha fatto. Quindi lei sta dicendo che si deve nazionalizzare il Monte dei Paschi di Siena, l'intervento dello Stato? Seguire però tutte le altre banche che si troveranno in difficoltà. Se non ci sono alternative di mercato, se non ci sono investitori, onorevole Meloni, se non ci sono investitori, è chiaro che dovrà intervenire lo Stato. Bene, Sileoni, la sua posizione è chiara. Io adesso voglio chiedere anche se... Ma complesso, è ovvio che se lo Stato interviene su Monte Paschi, poi interverrà a seguire su tutte le altre banche che dovessero trovarsi in difficoltà. È un cane, cioè, rischia di non finire più questo ragionamento. Però ritorniamo... Allora lasciamo sulla strada. No, ritorniamo sono disponibile a parlare di tutto. Io sono disponibile a parlare di tutto, però io penso che questo tema del sistema bancario italiano a un certo punto vada affrontato con un certo grado di serietà, perché voglio dire, dicono che le banche sono in sofferenza, io voglio dire solamente questo dato, dicono che le banche sono in sofferenza perché a un certo punto le famiglie e le imprese non hanno restituito i soldi che avevano avuto. Certo. Ok, peccato che la stragrande maggioranza dei crediti cosiddetti non esigibili
delle banche, la stragrande maggioranza dei crediti non questo è un dato che ho tirato fuori io in Italia. È un dato che bene, le fa onore. Il La stragrande maggioranza dei crediti non esigibili è in mano al 3% dei debitori. Scusi, mi faccia finire questo ragionamento. Il 70% dei crediti 75. non esigibili è in mano al 3% dei debitori, che vuol dire 140 miliardi in mano al 3% dei debitori. A casa mia non sono famiglie e imprese, sono, diciamo, grande capitale, e quindi significa che le banche hanno dato prestiti per miliardi e miliardi di euro a gente che sapevano che non avrebbero restituito quei soldi, in molti casi, diciamo, non l'obbligazionista di Goro di cui abbiamo parlato. L'obbligazionista. Quindi non mi venite a dire che c'è stata una gestione sana del sistema bancario, perché secondo me non c'è stata una gestione sana. Mi fate dire una cosa? E adesso che ci debba mettere i soldi gli italiani, insomma... Però il tema è questo, Ferruccio, non facciamo adesso una lezione di tecnica bancaria che mi sembra a quest'ora complicata, però quello che ha detto Sileoni e che mi sembra in una certa misura abbiamo discusso con l'onorevole Meloni è che per risolvere questo dannato problema ci vuole un governo. Dice non... Il governo nel pieno dei suoi poteri, quindi soltanto con il mandato di fare una legge elettorale, perché questo problema era ben chiaro al governo, che ha rinviato il più possibile la soluzione Montepaschi, anzi, se posso dire, mettendo anche il Montepaschi sul piatto della bilancia del voto referendario, dicendo se passa il sì c'è una soluzione, se passa il no li mandiamo tutti a casa, perché questo è quello che è avvenuto. Allora ci vuole un governo nel pieno dei suoi poteri, che possa trattare con le autorità europee. C'è una richiesta, lo diceva benissimo prima Sileoni, di avere più tempo. Ovviamente è chiaro che noi abbiamo subito anche troppo delle regole scritte dagli altri e quindi abbiamo pagato un prezzo anche della nostra debolezza politica nelle istituzioni europee. Ma adesso dobbiamo ovviamente intervenire, perché nelle banche c'è un rischio sistemico per l'intera economia. E hanno pagato anche le banche un prezzo in termini di occupazione. Se non sbaglio, hanno lasciato a casa 9.000 persone. Io penso, sommessamente, che l'unico governo che può agire con pieni poteri, soprattutto su temi di questo tipo, è un governo eletto. Non è in nessun caso un governo fatto in un gioco di palazzo, perché li abbiamo avuti e abbiamo visto come è andata a finire. A casa è chiarissima la situazione. Abbiamo parlato di un tema caldo, le banche. Tutti concordano questa sera incredibilmente sul fatto che ci sia stata una responsabilità più o meno forte politica nel mettere una di queste banche in imbarazzo, che il Monte dei Paschi di Siena, ma la tesi di Ferruccio De Bortoli è necessario un governo forte e legittimato che possa in Europa prendere più tempo. Abbiamo bisogno di un governo, uscire dalla palude il prima possibile. L'onorevole Meloni dice quel governo però deve essere subito eletto, non abbiamo tempo non è più tempo di governi tecnici. Voglio sentire da Sileoni una cosa, perché abbiamo pochi minuti, però è una cosa di cui non abbiamo parlato fino ad ora e riguarda le banche. Sileoni, lei mi deve spiegare, mi ha detto che c'è un problema sul Monte dei Paschi, mi ha parlato delle banche venete, mi ha detto che c'è necessità di un governo che faccia e che sia forte in Europa perché chieda quello che si deve chiedere. Poi abbiamo parlato di nazionalizzazione, ma lei mi spiega perché da quando non è passato il referendum, le banche italiane stanno guadagnando in borsa? Lei si è dato una spiegazione. Il mercato ha fatto segnare la settimana più alta degli ultimi anni, lo spread è sceso, le banche sono rimbalzate. Ma che è successo? Perché l'informazione sotto periodi particolari come quando ci sono i referendum o le elezioni comunque politiche non c'è mai un'informazione pulita e c'è sempre un'informazione comunque di parte, e questo è un fenomeno che purtroppo come dire, è conosciuto da tutti. Io vorrei, se lei me lo permette, vorrei far passare il messaggio, mi rendo conto che è molto difficile, che questo sparare contro le banche senza fare come dire, senza far capire chiaramente di chi sono le responsabilità è un messaggio sbagliato, perché ha ragione Giorgia Meloni quando dice delle 4 banche che sono state comunque mal gestite, ma ci sono lì delle responsabilità trasversali che stanno sul territorio. C'è una trasversalità in quelle banche locali che coinvolge la politica, la massoneria e la banca. Va
bene, ma io non sono... Ho capito, però il problema fondamentale è che poi mettiamo il vero problema fondamentale... Forse non ci devono mettere i soldi gli italiani per darli alla massoneria, se me lo chiede a me. Sono d'accordo, figuriamoci. Ma io non le stavo facendo una domanda, le stavo soltanto comunque dicendo che sparare sul mucchio senza fare distinzione fra banche che sono gestite bene e banche che sono gestite male, no, ma guardi, io non sparo sul mucchio, però non so se ce l'ha con me, e in questo caso non sparo sul mucchio. Io ho sempre chiesto semplicemente che la gestione del sistema bancario venisse affrontata, diciamo, complessivamente dalla politica. Il ragionamento che facevamo prima sul tema delle sofferenze bancarie è un ragionamento, ma io sono, per esempio, quando sono intervenuti i fondi, diciamo, pubblici, no, di garanzia sulle banche, ok? Io ho presentato degli emendamenti per chiedere, va bene, diciamo che noi dobbiamo mettere dei soldi degli italiani a garanzia del sistema bancario per evitare che crollino e accada. Possiamo chiedere alle banche che accedono ai fondi di garanzia pagati con i soldi degli italiani che, per esempio, gli amministratori delegati abbiano un tetto al loro stipendio e gli azionisti abbiano un tetto ai dividendi? Ma non si può fare questo, lei lo sa bene, allora, perché sono aziende private, non ci metto i soldi degli italiani, basta. Lei lo sa bene. Onorevole, lei lo sa bene che non è possibile, perché sono aziende private. E se sono aziende private non ci posso mettere però i soldi pubblici, perché non è che noi possiamo, diciamo, privatizzare il profitto e socializzare le perdite. Cioè voi chiedete di privatizzare i profitti e socializzare le perdite. Guardi che lui non fa l'amministratore delegato della banca, lui non prende quegli stipendi. È un tema molto affascinante, però ne parleremo un'altra volta. Comunque su questo è un tema affascinante, perché poi gli americani, quando hanno salvato le banche nel 2007 e nel 2008 facendo questo enorme fondo da 800 miliardi, hanno preteso, dopo averle nazionalizzate, che gli stipendi fossero calmierati. Stiamo parlando di un paese capitalista, diciamo non proprio socialista, però questo è un tema molto lungo che non riusciamo ad affrontare qua. Grazie a Sileoni. Un'ultima domanda la voglio fare a De Bortoli, me la deve spiegare. Ha iniziato a fare il giornalista economico e gli è rimasto nel DNA. Non nel senso che veniva pagato poco, ma nel senso che curava le pagine di economia. Mi deve spiegare perché abbiamo lo spread a 150 e per quale motivo la borsa italiana non ha visto le cavallette che alcuni immaginavano sarebbe arrivata. È solo una cosa momentanea o... Evidentemente c'erano state delle vendite allo scoperto e ci sono delle ricoperture, ovviamente, da un lato. E dall'altro, se si parla di intervento pubblico, cioè dell'arrivo di soldi pubblici che possono risolvere in primis il problema del Monte dei Paschi, è chiaro che i prezzi di borsa erano veramente molto bassi rispetto, diciamo, al patrimonio delle banche, e quindi c'è stata ovviamente una ripresa. Insomma. Non è che la borsa è cresciuta per il no, ecco. Noi pensavamo che la borsa sarebbe addirittura crollata con il no, non è successo niente di questo tipo, no, ma non è che sia salita perché ha vinto il no. Oggi per esempio è stato spiegato molto bene dai giornali, per esempio sul Sole 24 Ore c'è un articolo di Moria Longo, è stato spiegato molto bene che cosa è successo e anche del perché lo spread è rimasto. Quello l'ha fatto la Bufacchi, altrettanto bene sul Sole 24 Ore di oggi. Dopodiché evidentemente le nostre fragilità rimangono quelle che sapevamo, e il sì non avrebbe messo a posto i bilanci delle banche. De Bortoli, abbiamo 20 secondi. Il titolo con cui concludiamo la puntata oggi di Matrix. Renzi ottiene la fiducia alla Camera, l'ennesima fiducia sulla finanziaria, poi fa la direzione del PD alle 6, poi dopo va al Quirinale, si dimette, il Presidente della Repubblica prende le dimissioni ma con, diciamo, il beneficio dell'inventario. Il titolo del direttore De Bortoli per chiudere questa puntata qual è? Come se fosse un giornale. Beh, insomma, è difficile, però insomma, è il lungo addio di Renzi e anche le condizioni per un possibile ritorno, ma questo è un punto di interrogativo che lascerei alla tua prossima puntata. Grazie a Ferruccio De Bortoli, giornalista, grazie a Giorgia Meloni, grazie a Lando Sileoni, l'ho salutato, il Presidente della Fabi.